Avevano derubato 4 ultraottantenni ad Arzignano di gioielli e diamanti che custodivano in casa dal valore di 200.000 euro. Si erano finti operatori del gas e agenti di polizia locale e con la scusa di dover controllare le tubature si erano fatti aprire la porta. Avevano poi scassinato la cassaforte con un flessibile, rubando i gioielli e scappando con il bottino. I due di 23 e 24 anni sono stati rintracciati e arrestati dopo un'articolata attività di indagine condotta dai carabinieri del comando della compagnia di Valdagno. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Nella mattinata odierna i carabinieri e il nucleo operativo della compagnia di Valdagno con la collaborazione della compagnia di Moncaglieri e di Asti hanno dato esecuzione a 2 misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di 2 soggetti residenti a Michelino e ad Asti per il furto che si è verificato lo scorso dicembre del 2022 in Arzignano ai danni di un anziano classe 1939 in cui furono sottratti diamanti per circa 200.000 euro. Le misure scaturiscono dalle attività di indagine svolte dal nucleo operativo che hanno permesso di individuare questi 2 soggetti quali responsabili del furto che si è verificato.